Ciao, appassionati tifosi del Napoli. Sono qui con una notizia esclusiva ed emozionante direttamente dal cuore del club. Il nostro presidente è determinato a riportare il Napoli in cima al calcio italiano e sta facendo di tutto per raggiungere questo obiettivo. Ma prima di continuare, vi prego di lasciare un like, iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche per non perdere alcuna novità. Il presidente del Napoli sta cercando un allenatore di fama, qualcuno in grado di guidare la squadra con maestria e riportare la gloria che tutti desideriamo. E sembra che abbia trovato un nome che sta suscitando un vero e proprio fermento nei corridoi del club: Marcelo Gallardo. Avete sentito bene, Marcelo Gallardo, l'allenatore che ha recentemente impressionato tutti con il suo lavoro nel calcio brasiliano, è stato preso in considerazione per assumere il comando del Napoli. Gallardo è noto per la sua mentalità vincente e l'approccio innovativo al gioco, caratteristiche che lo rendono uno degli allenatori più desiderati del momento. Il Napoli, sotto la guida del nostro presidente, è disposto a investire pesantemente per portare Gallardo nel club. Si crede che i negoziati siano già in corso, e se tutto va come previsto, diventerà il timoniere della nostra amata squadra. Marcelo Gallardo ha una storia di successo nel calcio brasiliano, con esperienze memorabili in vari club. La sua abilità nel formare giovani talenti e la sua mentalità tattica sono solo alcune delle ragioni per cui è così ambito. La sua arrivata al Napoli potrebbe essere la chiave per riportarci in Serie A e, chissà, persino alla tanto agognata Liga dei Campioni. E ora, gente, è il momento in cui vi chiedo la vostra opinione. Che ne pensate della possibilità che Marcelo Gallardo diventi il nuovo allenatore del Napoli? Sarebbe la scelta giusta? Lasciate i vostri commenti e suggerimenti qui sotto. E non dimenticate di mettere un like e iscrivervi al canale per non perdere alcun aggiornamento su questa notizia entusiasmante. State sintonizzati, tifosi. La prossima stagione promette di essere emozionante, e insieme, con Gallardo in testa, chissà se presto non staremo festeggiando dei titoli. Grazie mille e forza Napoli!